Ci vorranno un paio di settimane, il tempo della quarantena, per capire se il focolaio di Covid registrato in altopiano di Asiago si potrà considerare spento e risolto. Su tutte le persone coinvolte sono in corso i tamponi, almeno 150 tra atleti della squadra di hockey, studenti loro compagni di classe e altri contatti, fino ai 17 alunni della scuola per l'infanzia di Rozzo. Chiaramente mi dispiace avere dei ragazzi che sono positivi, ma sinceramente chi è che non se l'aspettava? Noi eravamo qua pronti, sapevamo che prima o poi poteva capitare che uno, due o tre avessero venissero contagiati, ma credo che sia un sentimento comune per tutti quanti in questa situazione, pensare che sei al riparo. No, e che il rischio è zero è una pia illusione, una stupidaggine, solo un ignorante può pensare che è a rischio zero. Gli atleti, anche quelli negativi, sono in quarantena fino al 10 ottobre, poi dovranno fare altri 2 tamponi di verifica prima di poter tornare ad allenarsi. Lo stesso vale per tutte le altre persone coinvolte. Tutti i ragazzi sono asintomatici, cosa vuol dire? Non danno nessun segno, ok? Se non ci fosse stata quella verifica, quel tampone che è stato fatto perché era doveroso farlo, perché era giusto farlo, non ce ne saremmo neanche accorti neanche noi, avremmo continuato la nostra attività, no? E saremmo andati a contagiare qualcuno invece facendo quello che dovevamo fare doverosamente abbiamo fatto, ok? Abbiamo fermato questa catena. Questa è la verità. Il tracciamento dunque funziona, così come i protocolli, e la convivenza col virus sarà necessaria. I contatti dovranno, ed è giusto che ci siano, la scuola deve andare avanti, ma anche lo sport deve andare avanti. Se vogliamo arrivare a chiudere tutto quanto, attenzione, pagheremo un prezzo altissimo per questo.